Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Ben ritrovati a questo nuovo focus, uno spazio che vogliamo dedicare ai professionisti, in particolare ai geometri questa sera, alle loro ricerche, ai loro studi, all'importanza anche del loro lavoro. Partiamo però da Villa Manin di Passariano, dove si trova uno degli estremi della base geodetica, utile alla mappatura di un territorio che gli ufficiali austriaci e anche francesi ne avevano intuito un'importanza strategica proprio per gli equilibri dei loro imperi. Un ritrovamento che viene illustrato in una pubblicazione realizzata dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Udine, che ha scopo divulgativo, sia divulgativo ma in termini appunto turistici ma anche didattici. A Barazzetto di Coseano invece è stato scoperto l'estremo nord della base geodetica. Allora un racconto questo tecnico, scientifico, ma che ha anche un valore turistico e storico che andremo a sviluppare con i nostri ospiti in studio. Chi ha appunto lavorato e fatto le ricerche che hanno portato a questo risultato e alla realizzazione di questa pubblicazione. Intanto la buonasera a Lucio Barbiero, presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Udine. Buonasera e ben trovato. Buonasera ai telespettatori, buonasera a lei. Buonasera anche a Elio Miani, presidente dell'Associazione dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Udine. Ben trovato. Grazie, buonasera a voi. E poi il professor Elio Varuti, che è il coordinatore, diciamo, editoriale, lo storico del gruppo. Grazie per essere qui questa sera. Buonasera. E poi il geometra Luigi Francescutti, che fa parte appunto del gruppo di ricercatori dei geometri friulani che hanno lavorato al progetto. Buonasera e ben trovato anche a lei. Allora, partiamo subito da Barbiero. Perché? Perché siete arrivati a questa pubblicazione, siete arrivati a questi risultati, ma ai nostri telespettatori dobbiamo spiegare innanzitutto che cos'è una base geodetica. Bene, io volevo innanzitutto ringraziare ancora l'assessore regionale Tiziana Gibelli, assessore allo sport e alla cultura, che ha patrocinato questa nostra opera, la pubblicazione di quest'opera, anche per la sua sensibilità e per la sua attenzione, quando appunto nelle fasi propedeutiche alla pubblicazione è stata analizzata, è stata discussa ed è stata esposta. Un ringraziamento anche alla Fondazione Geometri, che è un nostro contenitore, diciamo, culturale, che ha sede a Roma. E con questa pubblicazione intendiamo consegnare ai cittadini della Regione una testimonianza scientifica e di ricerca storica e di competenza dei geometri, che in quest'opera hanno documentato la passione e la dedizione al territorio e alle sue peculiarità. La base geodetica è l'inizio, diciamo l'intuizione degli austriaci, 1798, francesi dopo, 1813, che hanno appunto iniziato con questa base che ha l'estremo sud nel punto, diciamo, della Villa Manin di Passariano, per poi avere il secondo punto dopo 12 km 123 metri, 12.123 metri, a Barazzetto di Coseano. Noi cosa abbiamo voluto fare? Il gruppo nostro, io lo chiamo dei ricercatori, dei geometri friulani, che sono qui oggi con me, una parte, non proprio tutti, hanno ricostruito in sequenza anche tecnica, con la documentazione che abbiamo anche estratto al museo all'archivio di guerra di Vienna, hanno ripercorso praticamente, trasformando anche le formule che erano comprese in questi documenti tecnici topografici austriaci, hanno ripercorso tutta questa, diciamo, questo lato, che è il lato iniziale della base geodetica, avendo anche la grandissima soddisfazione poi, attraverso anche delle apparecchiature, georadar e anche altre apparecchiature, aver scoperto l'estremo nord, appunto a Barazzetto, attraverso appunto lo scavo e poi il rinvenimento che era contenuto in una
in un acciottolato sotto il livello, sotto la quota zero del terreno. Dunque un'opera scientifica, perché con anche la tecnologia moderna, con i GPS che il nostro Luigi Francescuti, Pierdomenico Abrami ed altri colleghi del Collegio dei Geometri di Udine si sono dati da fare in questi ultimi anni, perché è un lavoro iniziato ancora nel 2013 come idea, e poi 2015-2016 tutte le sequenze anche dei rilievi, delle verifiche sul posto e di quella che è stata la grande ricerca storica poi effettuata dal professor Elio Varutti, che ha fatto un grandissimo lavoro, e diciamo che ha due aspetti, secondo me, che vogliamo indirizzare e vogliamo consegnare, io dico, ai cittadini della nostra regione. L'aspetto scientifico, che la base geodetica di Villa Manin di Passariano è la prima base del nord-est, poi ce ne sono altre due nella zona del Veneto, di Padova, però è la prima base che ha permesso delle misurazioni precise, in quanto va ad identificare un lato preciso a cui si sono appoggiati i rilievi che si sono susseguiti. Poi sarà sempre Luigi Francescuti e Pierdomenico Abrami che vi illustreranno anche i particolari di questo, noi lo chiamiamo il diamante, di questa triangolazione che viene appunto appoggiata ai due punti, estremo nord ed estremo sud, della base geodetica di Villa Manin di Passariano. Io passerei a Miani proprio per capire come nasce poi questa iniziativa editoriale. Sì, il tutto si può far risalire esattamente al 18 maggio del 2013. Stavamo presentando, proprio a Villa Manin, nell'auditorium, stavamo presentando una nostra pubblicazione che illustrava i 100 anni di nascita del Collegio dei Geometri, che si chiamavano Periti Agrimensori. E mentre eravamo fuori lì nel cortile, parlando con il nostro, diciamo, coordinatore editoriale di quel testo, che era il professor Alessandro Pesaro, uno storico e un ricercatore anche di mappe antiche, ci ha mostrato questa lapide che c'era sull'estremo, diciamo, sud della villa, quella che è stata inquadrata anche diverse volte. E ci dice che secondo lui quella lì poteva indicare in qualche modo un punto, uno dei due estremi di questa base geodetica, e si riprometteva di approfondire gli studi. Gli studi sono stati poi pubblicati l'anno successivo in una seconda pubblicazione che abbiamo fatto dell'albo nostro, quindi nel 2014, dove spiega come questa lapide, secondo lui, doveva essere l'estremo nord dopo 12.123 metri, misurati in maniera, diciamo, diretta e con le triangolazioni, che però non ce n'era più traccia. Quindi il lavoro importante è stato quello di trovare questo estremo nord, perché in altre parti si trovano, in altre basi geodetiche in giro per l'Italia ci sono i due estremi. Nel nostro caso l'estremo nord non c'era, quindi si trattava di ritrovare. Quindi il lavoro grosso del nostro gruppo di lavoro è stato proprio quello di ricostruire dai rilievi che sono stati ricavati dall'archivio di guerra di Vienna, ricostruire questo estremo nord. Estremo nord si trova a Barazzetto. Queste immagini fanno riferimento alla base geodetica di Barazzetto? Diciamo che questo, ma ve lo spiegherà meglio il collega Abrami, in realtà è uno studio che è stato fatto, non è proprio la base, sì. Dovrebbe essere molto probabilmente alcuni elementi della base che erano a nord, che in qualche modo sono stati spostati a Barazzetto, ma di questo il collega Pierdomenico Abrami spiegherà meglio, perché lì proprio è stato lui nel dettaglio a trovare questo collegamento fra i due. La pietra quindi che c'è su Villa Manin, molto probabilmente era la parte superiore, sì, di questo basamento. Bene, poi Abrami ci raggiungerà in studio e andremo proprio anche a sviluppare questo
questo argomento. Invece noi ora dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo anche con il contributo dell'assessore regionale alla cultura Gibelli, che proprio qualche giorno fa è andata proprio a Villa Manin proprio per andare a visionare questa base geodetica assieme al gruppo di ricercatori geometri di Udine. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme, un focus dedicato ai geometri, alla scoperta della base geodetica. Ne abbiamo parlato assieme al presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Udine, Lucio Barbiero, e anche Elio Miani, che è il presidente dell'Associazione dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Udine, che saluto e che ringrazio per essere stato in nostra compagnia, perché ci raggiunge un altro ospite. Grazie a voi. E intanto noi andiamo a vedere un contributo filmato, ovvero l'intervista all'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, che ha raggiunto qualche giorno fa Villa Manin di Passariano. L'assessore ha voluto evidenziare l'importanza storico-culturale legata soprattutto al lavoro del gruppo dei ricercatori dei geometri di Udine, un valore estremamente importante dal punto di vista didattico. Allora ascoltiamola. Sono rimasta molto incuriosita quando il presidente del Collegio dei Geometri mi ha chiesto di incontrarmi e ha declinato quale fosse la ragione. Sono rimasta incuriosita perché io da giovane volevo fare l'urbanista e il geografo e ho studiato per fare quelle robe lì, poi ne ho fatte tutt'altre nella vita e mi incuriosiva molto. Capire bene, non ho capito bene ancora adesso, ma non perché loro non sono stati bravi a spiegarmelo, perché io ho qualche difficoltà di rapporto con la matematica, però mi interessava molto. Sapevo che la maggior parte della cartografia, ma fine primi del Novecento, anche oltre, si basava sui triangoli geodetici e volevo capire la base geodetica cosa c'entrasse con Villa Manin. In realtà questo è stato un lavoro di grande pregio, lo voglio dire, perché è significato per loro anche divertirsi, perché poi è stimolante fare un lavoro di questo genere e scoprire delle cose che non si sanno o che si erano dimenticate, ma è un lavoro che hanno fatto per la propria cultura, arrivando solo a un certo punto a pensare che poteva essere qualcosa che valeva la pena di divulgare. Quindi questo mi sembra già un fatto che di per sé è notevole. Poi c'è un'altra curiosità di fondo. Allora, nel 1802 gli austriaci fanno questa rilevazione, triangolareggiano tutta la zona, a partire da Varmo, che è nel punto più a sud se non mi ricordo male, per arrivare fino a San Daniele, che è quello più a nord. Non mi ricordo gli est e ovest, ma poi ce lo spiega il presidente magari. Dove Villa Manin non è esattamente l'epicentro, ma avevano deciso di partire da Villa Manin, credo per ovvie ragioni. Dopodiché succede che i francesi nel 1813, chissà perché, forse perché speravano di dire che loro erano più bravi degli austriaci e quindi credevano che avrebbero rilevato grandi differenze, forse semplicemente perché loro comunque dovevano rifare la rilevazione, credo più alla prima che alla seconda, rifanno i calcoli e la cosa sorprendente è che le differenze che si riscontrano sono minime, così come sono assolutamente minime quelle che i nostri geometri hanno riscontrato rispetto alle modalità di calcolo che ci sono oggi, che sono fatte tramite i satelliti e tramite strumenti sofisticatissimi che ovviamente non c'erano né nel 1802 né nel 1813. Perché questa acribia sia degli austriaci che dei francesi nel voler fare questa rilevazione? Perché lo si dice fin dai tempi di Erodoto, primo geografo ricordato dalla storia, la geografia serve per fare la guerra.
ed è la stessa ragione per la quale i romani hanno lasciato dietro di sé un reticolo di strade fondamentale. Certo, loro lastricavano perché dovevano far passare velocemente sia le truppe che i carri che trasportavano il sostentamento delle truppe. Quindi il lavoro fatto con passione, che io penso e spero che possa essere ripagato con attenzione. Non tanto dalle istituzioni, cioè, adesso vedremo come fare, ne parlerò col mio collega al turismo, metteremo magari qualche palina che indichi questo percorso, ma dall'attenzione della gente, perché è come dire, un piccolo pezzetto di storia che però si incunea in un periodo di grandi turbolenze. Per la verità tutti i periodi della civiltà sono attraversati da grandi turbolenze, dalla turbolenza nella quale siamo adesso, però turbolenze di vario genere. Allora questa terra si trovò, dopo che fino al 1620 c'era stato il patriarcato e poi la Serenissima, in situazioni non di relativa tranquillità, perché c'erano le continue scorrerie degli Ungari e di qualsiasi popolazione, come dire, bellicosa che intendesse entrare nell'Europa occidentale dalla porta orientale che eravamo noi. Però tutto sommato di relativa tranquillità, invece in quel periodo, tra Trattato di Campoformido e Landi Rivieni degli austriaci e le scorrerie napoleoniche, non era certo un periodo tranquillo, però anche in quel periodo comunque si riuscì a fare un lavoro di grande importanza militare per loro, culturale oggi per noi, ed è importante che lo si conosca. Soprattutto, ecco, io mi permetto di dire che negli istituti tecnici per geometri è un lavoro che va fatto conoscere. Un lavoro che va fatto conoscere. L'assessore regionale Gibelli ha voluto valorizzare anche la passione che ci avete messo in questo lavoro, e parlo di voi, di tutto il gruppo di geometri che ha lavorato insieme, e ringrazio e saluto Pier Domenico Abrami, che fa parte, appunto, geometra, che fa parte del gruppo di ricercatori che ci ha raggiunto in studio, ma appunto siccome l'assessore è stata molto brava nell'intervista a valorizzare anche tutti gli aspetti storici, andrei dal nostro storico in studio, che è il professor Varutti, che appunto ha ricercato diversi documenti proprio anche per capire alcune diatribe che magari non sono emerse in alcuni libri di storia, ma che lei è riuscito a trovare nei registri parrocchiali, proprio dei documenti inediti. Due in particolare andiamo a raccontare questa sera. Sì. Effettivamente l'assessore regionale ha ragione a dire che le carte geografiche fatte bene, misurate precisamente, servono per fare bene la guerra, e servono anche per far pagare bene le tasse, quindi vorrei aggiungere anche questo piccolo particolare, perché le tasse fino alla Serenissima Repubblica di Venezia erano oggetto di contenziosi e di baruffe continue. E non solo, le baruffe avvengono anche quando Anton von Zach, come ho trovato all'Archivio di Stato di Udine, deve fare queste misurazioni, e le comunità locali sono pregate vivamente di accogliere i geodeti che fanno le misurazioni, di dargli i cavalli, di fornirgli il fieno, perché era il carburante del tempo, diciamo. E incomincia a fare queste misurazioni, ma arrivano i francesi, e anzi ci sono periodi di compresenza di truppe francesi e truppe austriache e dei loro alleati russi. Qui in Friuli abbiamo anche i russi in quel periodo, e tutti questi militari hanno bisogno di mangiare, e tutti questi militari hanno, per trazione animale, hanno bisogno di tanto fieno. E quindi le popolazioni locali sono così, diciamo, oberate di incombenze continue, perché dove si trovava il fieno e il latte, il formaggio e le carni per mangiare? Dai contadini. I contadini friulani quindi non sono contenti di dare continuamente, pur con un bigliettino che prometteva di avere dei soldi chissà quando. Ecco, e allora succede proprio a Castions delle Mura
una rivolta che non è considerata dagli storici, dove vengono ammazzati 10 soldati francesi. E questo è un dato importante. Gli archivi parrocchiali del tempo erano precisi, certi storici dicono che il parroco non aveva una precisione estrema. Ecco. Innanzitutto bisogna dire che erano proprio precisi perché erano una fonte anagrafica, era il registro dei battesimi, dei matrimoni e quindi delle morti. E quindi oltre a questo c'è il fatto che c'erano tanti preti una volta, no? In quegli anni. Insomma, e il cappellano, fra virgolette, controllava quello che il curato scriveva nei registri, perché così faceva bella figura dinanzi alle autorità che lo facevano scattare di grado. E allora i registri sono molto precisi e quando il parroco dice che ci sono stati 10 francesi uccisi, ecco che a Castione-Zelemura è una rivolta importante secondo me. Alcuni storici oggi minimizzano, dicono ma non è vero, e invece è una reazione come in tanti altri posti del Friuli, c'è la beffa di Palmanova per esempio, oppure c'è nel Carso e a Gorizia 2000 contadini che vengono sobillati da questo stato delle cose. L'obbligo per i contadini era di portare i carri di fieno e di vettovaglie fino al confine verso Caporetto e al confine con l'Austria. Si ribellano, si rifiutano, anche lì 2000 contadini arrabbiati come non mai, i nobili per paura di ritorsioni delle autorità austriache nei confronti dei nobili stessi del posto, cercano di calmarli e ci riescono. Quindi questi 2000 contadini se ne stanno poi buoni e si ritirano e non distruggono tutto quanto. Un'altra grave e importante che gli storici dovrebbero tenere presente, rivolta, è quella dei facchini di Trieste. I facchini e i portuali di Trieste hanno sempre molto da dire nella storia e succede proprio che anche lì si ribellano e non vogliono più collaborare con i francesi. Da notare che i francesi portano via tutti i cannoni di Trieste per metterli a Palmanova, per rinforzare la fortezza di Palmanova, che per Napoleone era eccezionale, diciamo così, come zona difensiva. E anche lì la rivolta viene placata a stento, l'arcivescovo interviene, i facchini, soprattutto di lingua slovena, ecco, di Trieste, si ribellano anche contro il vescovo, gli dicono di andare a occuparsi delle cose sue, che le cose dei facchinaggi si interessano loro. E quindi queste rivolte, come le Pasque veronesi che scaturiscono il 17 aprile 1797, ecco, sono importanti perché l'esercito francese viene mobilitato, italo-francese viene mobilitato ed è lì che deve controllare questa situazione. Le Pasque veronesi vengono ricordate perché lì sono 600 dalmati, gli schiavoni cosiddetti, ecco, che si ribellano assieme ai veronesi e anche lì tutto viene soffocato nel sangue, a un certo punto si arrendono, ma come capita tante volte nella storia, chi si arrende viene comunque abbattuto, eliminato, fucilato, impiccato. E qui questa rivolta di Verona aveva provocato 150 prigionieri francesi, quindi il popolo e gli schiavoni soprattutto, che erano dalmati al servizio della Serenissima, riescono a prendere i cannoni addirittura, quindi a Verona è ancora più grave e viene appena ricordata la rivolta, viene appena ricordata nei libri di storia, appena, perché la storia è fatta dai vincitori e siccome Napoleone è vincente per tanti motivi, insomma qui lo dicono benissimo tanti storici, per le innovazioni che fa, perché paga gli stipendi ai suoi soldati, paga il contante, prima non c'era il contante, paga il contante e quindi ecco che tanti soldati sono così soddisfatti dal loro generale. Dunque tutti questi episodi li ha voluti valorizzare in questa pubblicazione, sono stati molto apprezzati da Francescutti, perché questo lo so, perché quando appunto ci siamo incontrati a Villa Manin lei ha voluto valorizzare anche la ricerca del professor Varutti, giusto Francescutti? Assolutamente sì, perché
da tecnico, avendo assieme ai colleghi avuto questa idea per questo progetto, eccetera, pensavamo a un qualcosa di diverso, ma probabilmente quel qualcosa di diverso non sarebbe stato così importante dal punto di vista sociale, eccetera. Sarebbe stata una cosa magari di alto livello tecnico, ma riguardante gli interessi di poche persone. E, diciamo, il merito del professor Varruti è quello di averci fatto una cornice barocca all'esterno del nostro lavoro tecnico, che secondo me valorizza immensamente il lavoro. Quindi dico che noi abbiamo i frutti della nostra fatica, del nostro lavoro e della nostra passione, quello senz'altro. Bentornati al nostro focus, uno speciale dedicato alla base geodetica, alle scoperte del gruppo di ricercatori di geometri di Udine. Andrei da Pierdomenico Abrami, proprio perché lei ha portato delle mappe, ha portato, e poi li vedremo anche nel corso dell'intervista, appunto, proprio le triangolazioni che ne escono dai vostri studi. Allora spieghiamo anche nel dettaglio. Queste mappe che sono diverse anche, spieghiamo il perché sono diverse. Dunque, innanzitutto la cartografia di cui parliamo, come tutte le cartografie, il mattone che costituisce la cartografia è il punto, perché le linee sono fatte di punti, le aree sono delimitate da linee e quindi il punto è il re della cartografia. Però punti che non sono messi a casaccio, non possono essere messi a casaccio. Devono essere ben collocati e soprattutto correlati fra di loro. Per far questo ci vuole un'ossatura per costruire una carta, una topografica di grandi dimensioni come quella di cui parliamo. Questi punti, l'ossatura di questi punti sono i punti trigonometrici, che si parla di rete trigonometrica. Praticamente ci vogliono un certo numero di punti sul territorio, proprio fisici, no? Che si vedono, che si toccano, distribuiti bene nel territorio, ben correlati fra di loro. Questo si è iniziato a fare misurando prima una base, perché eravamo nei tempi in cui non c'erano i distanziometri elettronici. Era fatica a misurare, la terra quasi aveva una certa ritrosia, non voleva farsi misurare, era fatica a misurare, bisognava camminare, sudare, no? Faticare. Quindi i nostri due punti sono quelli che hanno l'ossatura dell'ossatura della rete trigonometrica di primo ordine, perché c'è una rete di primo ordine e poi quelle di ordine inferiore che praticamente rinfittiscono questi punti. La rete è grosso modo, la parola stessa dice, la misura stessa di 12 km, grosso modo i lati di questi triangoli ben conformati, simili, più possibile vicini a triangoli equilateri, misurano dai 7, 8, 10, 12 km appunto. La curiosità ovviamente è stata il motore, oltre che la passione ovviamente, la passionaccia che qualche volta rovina gli uomini, è stata quella di vedere, ma Villa Manin sappiamo, abbiamo dai riscontri storici che è la sede dell'estremo sud di questa base. Poi abbiamo scoperto anche che dove era, diciamo, nella villa, perché la villa è grande. Questo estremo nord, dove era, c'era, non c'era, lo troviamo, lo cerchiamo, allora lì abbiamo sfoderato le nostre passioni, misurando sul campo anche e andando addirittura a Vienna nell'archivio, io e il collega Francescutti, nell'archivio di guerra storico, per esaminare i registri di questa triangolazione che sono stati messi a disposizione nostra e con i quali anche siamo riusciti a calcolare la posizione in mezzo ai campi e alla distesa che tra Barazzetto e Flaibano doveva esserci questo punto che sicuramente era materializzato, perché doveva esserci
doveva essere collegato tramite triangolazione agli altri trigonometrici sparsi. I trigonometrici per eccellenza sono i campanili, gli assi geometrici dei campanili. Ogni paese, il campanile sicuramente è stato un trigonometrico di primo, secondo, terzo, quarto ordine, sul quale appunto si appoggiava tutta la carta, le figure che venivano poi rilevate dai rilevatori. E quindi ci siamo messi a cercare, abbiamo fatto dei calcoli, siamo arrivati vicini sul terreno, sul campo, abbiamo chiesto il permesso anche ovviamente ai proprietari che ci hanno accordato, un po', ci sono fidati praticamente, e insomma abbiamo ristretto il campo fin tanto che, non so se poi lo vorrà raccontare Luigi, insomma in poche parole abbiamo scoperto una fondazione, cioè una fondamenta di qualcosa che c'era, quindi è stato un riscontro, è stato una soddisfazione trovare questa... Infatti Francescutti mi ha detto, ecco, c'è stato un TOC, sì, vero? Sì. Me lo racconti Sì. lei, perché come lo racconta lei si capisce meglio. Beh, in effetti mi piace molto l'espressione usata dal professor Varrutti, Sì. quando in un sottotitolo, credo nel capitolo 7 del libro, Sì. dice quando la carotatrice ha fatto TOC. TOC, ecco. Perché, diciamo, attraverso le trasformazioni dei dati, eccetera, noi avevamo individuato la posizione, però sul terreno, se uno dovesse andare in questo momento lì, fa un giro su se stesso, noi topografi parliamo di 400 gradi, non 360, perché la divisione è maggiore degli angoli, quindi la precisione è anche maggiore. Fa un giro su se stesso e si vede che è una pianura sterminata. Ci sono diversi chilometri a destra e a sinistra dove c'è qualche alberetto, come si è detto, come si è scritto, è una zona che è stata soggetta a riordino fondiario, quindi riordini fondiari di vecchio stampo che livellavano tutto, squadravano tutto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, quando siamo andati, individuato in via approssimativa il punto termine dell'estremo nord, abbiamo commissionato l'indagine georadar per capire cosa ci poteva essere sotto. Ovviamente l'imprevisto è cresciuto fin tanto che, una volta individuata la posizione, fatta l'indagine georadar, scoperta l'anomalia del terreno, perché i tecnici che usano il georadar, quando trovano qualcosa di non conforme al terreno sottostante, dicono abbiamo trovato l'anomalia. L'anomalia in sostanza era un corpo diverso, un corpo di terreno conglomerato diverso dal terreno normale, che in quella zona è terreno abbastanza diciamo, coltivabile, e ghiaie, eccetera. Quindi la carotatrice ha fatto TOC. Una volta che abbiamo individuato l'anomalia, il tecnico che ha utilizzato la strumentazione aveva anche una piccola sonda, e quindi abbiamo detto in questo punto è il probabile punto. Per noi doveva esserci qualche pietra, qualche blocco, qualcosa, perché era normale posizionare questi punti in maniera stabile sotto il terreno, quindi protetti, e dopo sopra evidentemente si faceva un monumento per far vedere, e poi anche veniva detto che non si poteva toccare perché era un danno allo Stato, quindi un danno penale, quindi molto importante. Però come abbiamo visto e appurato, quello che c'era sopra è stato asportato completamente, però abbiamo avuto la fortuna di trovare in mezzo alla campagna, la distesa piana, questa fondazione di circa 2 metri per 2 metri di sassi, di mattoni, di pozzolana, di calcestruzzi, sicuro segno evidente di un qualcosa di fondazione, perché non c'è motivo in mezzo ai campi. Difatti il proprietario, la proprietaria del terreno, quando il collega Brami è andato a chiedere di poter scavare, sono rimasti strabiliati, non riuscivano a capire ma perché questi vengono a chiedere il mio terreno di scavare. Quindi i tempi non sono del tutto semplici. Possiamo immaginare i contadini dell'epoca di Fonzac che quando arrivavano i soldati dovevano sottostare agli obblighi che imponevano i militari
con tanto di fucile spianato. Noi per fortuna non usiamo i fucili, Comunque però opere di convinzione. La vostra scoperta, la vostra pubblicazione è stata molto apprezzata, non so se lo sapete, da Maurizio Savoncelli, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Laureati. Proprio è stato in visita in Regione, in Friuli Venezia Giulia, ora andiamo ad ascoltarlo assieme. Dottor Maurizio Savoncelli, ecco, questo primo esperimento a livello nazionale di grande successo in una terra dove il lavoro e la costruzione la fanno da padrone. Una prospettiva importante per i nostri giovani, un'iniziativa che si può concretizzare grazie a un provvedimento legislativo che è stato approvato recentissimamente e quindi un provvedimento che renderà una classe di laurea dedicata ad una professione direttamente abilitante, però un percorso ricco anche di esperienze, quindi di conoscenze, di abilità e di esperienze fatte proprio nel tirocinio curriculare presso i nostri professionisti. Dobbiamo dare ai nostri ragazzi un'opportunità, in un momento così complicato, la pandemia, venivamo già da una crisi profonda da oltre 10 anni, questo è sicuramente uno strumento che potrà dare ai nostri ragazzi una possibilità in un momento anche in cui l'edilizia, il territorio, la rigenerazione urbana, la riqualificazione sono i temi all'ordine del giorno, i super incentivi fiscali, la riforma del catasto, ecco una prospettiva importante per ragazzi che troveranno all'uscita da questo corso un posto di lavoro, una professione che li aspetta e anche un riconoscimento di carattere economico e anche di occasione per rendersi indipendenti. È un tema molto importante l'indipendenza. La categoria dei geometri è la categoria che prima delle altre riesce a creare indipendenza per i nostri giovani. Barbiero, quanto è stato importante? Quanto è importante alla fine il lavoro del professionista? In un'epoca come questa in cui c'è la geolocalizzazione, ci sono i satelliti, insomma ne ha parlato anche Francescutti, alla fine il vostro lavoro, il lavoro del professionista è importantissimo, ci deve essere. Ci deve essere, sì. È importantissimo perché prendo spunto anche da quanto ha detto poco fa Luigi Francescutti per evidenziare che il gruppo di ricercatori del nostro collegio, che sono anche qui presenti, sono riusciti a scoprire il punto nord di questa base geodetica, che è la base di misurazioni di 200 anni fa, che ha permesso anche una mappatura e anche un censimento di tutti quelli che sono i nostri terreni. Però diciamo, il satellite, ma anche le geolocalizzazioni e tutte le strumentazioni che noi abbiamo a disposizione, oggi abbiamo avuto una verifica che il lavoro, diciamo, del tecnico, del professionista è riuscito a scoprire appunto e a far rinvenire questo punto che va a comprovare appunto la linea della base geodetica del Friuli Venezia Giulia. Su questo volevo così anche portare in evidenza l'importanza che ha questo lavoro che è stato svolto dagli austriaci prima e convalidato anche dai francesi dopo, che loro avevano avuto appunto questa intuizione di questo territorio strategico che è la nostra regione, un territorio importante dove loro appunto lo hanno, ovviamente per motivi di guerra, ma io dico che poi la guerra con tutte le sue evoluzioni abbiamo avuto un'età, io la chiamo l'età moderna, del dopo Napoleone, perché Napoleone comunque è l'inizio anche, io dico, dell'era moderna e in quest'ottica diciamo, la certificazione anche di questo straordinario, io dico, territorio che è la nostra regione. Da qui una considerazione a seguire di questo, che la finalità anche della nostra pubblicazione è, oltre alla parte scientifica, tecnica che è stata svolta da questo gruppo, io dico, di straordinari geometri che abbiamo noi in Friuli, oltre a questo l'approfondimento storico, che è un elemento collegato. In effetti l'assessore Gibelli fa riferimento alla didattica, dunque a far conoscere questa pubblicazione ai nostri giovani, ma io dico al di là delle scuole, a tutti, per appunto quello che dicevo poc'anzi, e far capire anche il valore e l'importanza che ha il nostro territorio, che io continuo a dire va
gelosamente custodito. E rispettato. E rispettato. Ecco. E questo, la conoscenza, io dico la conoscenza del territorio con tutte le sue specificità, vuol dire anche poi farlo rispettare, non sporcarlo, curarlo, gestirlo, e mi riferisco un po' alla situazione ambientale in generale, che comunque nella nostra regione devo dire che è abbastanza buona. Comunque migliorare si può sempre. Certo, assolutamente, in tutte le cose. A noi adesso invece facciamo una piccola pausa per la pubblicità, perché subito dopo vi daremo un appuntamento, ovvero la presentazione della pubblicazione a Udine, tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme, la presentazione della pubblicazione La prima base geodetica in Friuli verrà appunto presentata a Udine, la presenza anche del sindaco Pietro Fontanini, che ha voluto anche partecipare con entusiasmo a questo lavoro, ma abbiamo visto prima che anche l'assessore Gibelli ha valorizzato lo scopo didattico, e abbiamo prima sentito l'assessore regionale Gibelli ma anche la preside del Marinoni, Anna Maria Zilli, proprio nel momento in cui è arrivato qui in regione il presidente nazionale. Quindi andiamo a sentire questo contributo. Un nuovo corso di laurea, una opportunità importante per le attività che si vanno a svolgere anche per i ragazzi. Sì, assolutamente sì, abbiamo raccolto questo risultato, questo successo insomma del nostro territorio, e oggi proprio qui al Marinoni abbiamo organizzato questo evento per richiamare l'attenzione a un indirizzo che è quello del CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, che partendo dalla scuola secondaria di secondo grado riesce a formare e a dare ai ragazzi quelle competenze, quelle professionalità di cui ora più che mai si sente la necessità e di cui le imprese, le aziende, gli enti locali hanno veramente necessità, e ci sono tantissime richieste. La laurea è diventata abilitante ed è una delle prime a livello nazionale, e quindi un ringraziamento insomma al senatore Pittoni, all'Università di Udine, a coloro che insomma hanno contribuito a rendere effettivo questo traguardo. E poi ci saranno i dirigenti delle scuole dove l'indirizzo CAT è tuttora presente e diciamo collabora in maniera notevole insomma con l'università e con gli enti anche territoriali, l'Ordine dei Geometri in primis, sia a livello territoriale che a livello nazionale. In realtà il corso sperimentale era già partito, partirà ufficialmente con il prossimo anno e quindi renderà formalmente abilitante questo titolo, evitando ulteriori mesi di tirocinio presso enti e aziende. Quindi c'è una decurtazione del percorso e un riconoscimento come titolo di studio valido a tutti gli effetti. Siamo alle conclusioni, allora partiamo da ognuno, insomma darà una sua conclusione, so che siete molto appassionati, avete tante cose da dire, magari ci saranno anche altre occasioni, però una cosa curiosa, poi chiuderemo con Barberio, Abrami ha avuto un'illuminazione e un sogno che lo proietta a davvero una scoperta. No, allora il sogno è come l'ho raccontato Luigi. Allora, la mia domanda era questa, che mi ponevo da molto tempo. Una volta appurato che questo coperchio del manufatto che doveva essere, che ha preso Villamanin, questo manufatto che è appunto posto a 12 km di distanza, dove è finito? Possibile sia volatilizzato? E lì allora diciamo, però dov'è, dove non è? Fatto sta che percorrendo una strada che spesso faccio, a un certo punto, girandomi a sinistra per dare la precedenza, ho visto questa ancona, che sembrava un'ancona votiva, a Plasencis, con occhi che non avevo mai visto prima. No? Ho detto, velo lì che è, per me è quello lì che è il basamento. No? Allora della cosa, dopo aver meditato un po', ho informato Luigi mandandogli un'email dicendogli che avevo sognato Anton von Zach che mi parlava del suo cavallo, in sella al suo cavallo vestito da ufficiale in tedesco. Io non capivo, dicevo non capivo, lui si arrabbiava, allora io ho detto in furlano, ma non capisci? Allora lui ha capito che io non capivo e mi ha indicato col dito un luogo, che è quello lì. Allora Luigi l'ha bevuta, però abbiamo fatto 4 risate, però da lì è nato uno studio
di ricerca senz'altro, purtroppo infruttuosa, è sempre una congettura chiaramente. Abbiamo cercato negli archivi parrocchiali in comune, perché questa Anconetta è stata anche traslata 25 anni fa per questioni di viabilità. Mi hanno detto, ho parlato col direttore dei lavori dell'epoca, mi ha detto che è stata fedelmente traslato, purtroppo l'impresario che ha eseguito i lavori è deceduto, i figli non hanno trovato neanche una foto di com'era prima, non c'è stato verso. A questo punto anche gli archivi parrocchiali sono stati, non c'è una notizia di questa Anconetta qui. Allora, riflettendo sulle misure, si è visto che io ho fatto, misurando, facendo il rilievo dello stato della manufatto, ho trovato delle armonie di misura, perché sono rapportate effettivamente a quello che è la misura della base, a un decimillesimo, tutto proporzionato a un decimillesimo della base, come è scritto nel libro, come abbiamo sintetizzato nel libro. Quindi ci sono misure in pollici, che è un sottomultiplo del Klafter tedesco, che sono effettivamente riscontri sorprendenti. Resta comunque una congettura, perché non abbiamo una prova, non c'è. E forse, chissà, uscirà per qualche archivio, chi lo sa. Di certo che siete un'accoppiata fenomenale, lei e Francescuti. Francescuti sorrideva ancora, ma ha delle fotografie che vuole mostrarci? Che cosa ha? Certo, sì, vorrei, siccome abbiamo tanto parlato del centro-sud della base, vorrei mostrare, se possibile, una fotografia del mosaico del salone centrale, e quindi il punto centrale, scusate perché bisogna ragionare all'inverso. Comunque, diciamo, il centro del salone riteniamo che sia il centro fisico, perché era comodo proiettare dal buco del lampadario a terra con un filo a piombo il punto di partenza, dopodiché percorrendo lo stradone Manin, come si è detto, per i 12 km, abbiamo rintracciato poi, ovviamente qua c'è la ricostruzione ipotetica. Su questo punto abbiamo fatto fare l'indagine georadar, l'indagine col metal detector, e a poca differenza, a poca distanza, non so, posizione della luce, da questo punto abbiamo individuato la fondazione, e quindi il nostro scopo, dico, l'abbiamo raggiunto. Poi il dettaglio di Piero, perché come si è detto doveva esserci qualcosa di monumentale, perché era abitudine, tutti i punti della terra sono identificati con qualcosa di solido, ha buttato l'occhio lì, e quindi abbiamo continuato con queste ipotesi, che se qualcuno è in grado di smentirle ben venga, e siamo anche contenti di accettare le smentite. Professor Varuti, quanto è stato importante anche l'archivio di Vienna? Sì, in effetti i geometri che sono andati a Vienna nell'archivio della guerra hanno potuto visionare delle carte che erano segrete fino a pochi anni fa. È stata la Fondazione Benetton che le ha pubblicate in un libro, in uno studio, e quindi i geometri di Udine sono entrati in possesso di cartolari importantissimi. Abbiamo avuto il permesso di pubblicarli nel volume. Devo dire che queste carte erano segrete perché sono state utilizzate nella Prima Guerra Mondiale addirittura. Rommel, quando scende nelle colline friulane, aveva queste mappe, aveva queste carte, e addirittura studiosi italiani hanno stabilito che nella Seconda Guerra Mondiale sono state utilizzate, oltre che nelle guerre di indipendenza, logico, dell'Ottocento, no? e nelle azioni di repressione dei moti del 1821 e del 1848. Quindi è proprio un utilizzo dell'archivio basilare. Gli archivi sono un contenitore di documenti storici importantissimi, e da andare a visitarli il più possibile anche nell'era del Covid. Lucio Barbiero, siamo in chiusura, quindi la conclusione a lei di questo speciale dedicato a voi, al vostro lavoro, alla vostra ricerca, alla vostra passione che è emersa anche nel corso di questa trasmissione. Sì, io metterei in evidenza, anche per fare così una sintesi di tutto, l'importanza che continua ad avere il rilievo per determinare, per definire la consistenza immobiliare, per cui
il rilievo anche nei tempi dei satelliti sono estremamente importanti e non devono essere sottovalutati, in quanto il rilievo ti fornisce un dettaglio e una specifica di quello che è realmente sul territorio, da quello che potrebbero essere le acque, i sottoservizi o qualsiasi tipo di elemento che possa appunto determinare un qualcosa di positivo o di negativo, fase propedeutica comunque all'atto notarile. In più, per concludere, l'importanza, come dicevo anche prima, l'importanza didattica che ha questa nostra pubblicazione che mettiamo a disposizione di tutti i cittadini, lo metteremo sul nostro sito e potrà essere scaricato dai cittadini per l'attenta, io spero, l'attenta lettura. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia in questo speciale dedicato a voi, quindi ringrazio Lucio Barbiero, Elio Miani che è stato in nostra compagnia nella prima parte, il professor Varuti e Francescuti che compone una coppia fenomenale assieme a Pier Domenico Abrami. Vi siete divertiti? Ditemi di sì, che secondo me vi siete divertiti. Io vi ringrazio davvero, mi ha fatto piacere conoscervi e conoscere il vostro lavoro, la passione che ci avete messo. Grazie ancora, vi auguro una buona serata e continuate così perché magari andremo a presentare un prossimo lavoro, una prossima pubblicazione. Grazie e buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.